Si è spento dopo quasi un mese di agonia Roberto Peruzzo, 58 anni, coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 19 marzo a Bolzano Vicentino, lungo la strada Postumia. Le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime. L'uomo, trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, era rimasto ricoverato in terapia intensiva e nonostante le cure per salvargli la vita non ce l'ha fatta. L'incidente aveva coinvolto 3 veicoli. Secondo la ricostruzione della polizia locale del Consorzio Nord-Est Vicentino, Peruzzo si trovava alla guida di una Mini quando, per causa in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Un impatto violentissimo. Prima lo scontro con una Fiat Panda condotta da un 28enne, poi il coinvolgimento di un Audi Q5, anch'essa guidata da un uomo di 28 anni. La procura ha aperto un'inchiesta, mentre oggi pomeriggio si sono svolti i funerali. Roberto Peruzzo ha lasciato il fratello Paolo.